Anzitutto devo ringraziare Portale Sardegna, Massimiliano, per averci dato questo spazio. Per noi sicuramente anche partecipare a questo Meet Forum un piccolo traguardo, comunque una piccola startup che può dire la sua in mezzo a dei professionisti del turismo internazionale. Devo dire che mi fa molto piacere se penso all'anno scorso che abbiamo partecipato come spettatori. Quest'anno devo sicuramente fare i complimenti a tutti quelli che collaborano con noi, quindi i miei soci, i nostri collaboratori e anche i nostri partner, tra cui Portale Sardegna, con cui abbiamo un rapporto speciale. Siamo riusciti a creare dei progetti davvero bellissimi. Credo fortemente, tu hai citato poco fa il dottor Sciuto, appunto, sì. che ha fatto un intervento molto interessante legato proprio all'innovazione delle società. Lui ha toccato proprio un punto che secondo me spesso manca alle società, agli operatori turistici, in particolare in Sardegna. Spesso si vede l'innovazione come un qualcosa di troppo distante rispetto a quello che sento una voce sottofondo, forse qualcuno c'è il microfono aperto. Sì, c'è... Comunque ha toccato un concetto importante, perché spesso in Sardegna, anche parlo per quella che è la nostra piccola esperienza, ci sono appunto degli operatori che si concentrano su quello che è la loro attività rutinaria, tra virgolette, quindi le loro attività specifiche da operatori turistici, senza a volte dedicare quel tempo all'innovazione. E allora ecco che magari una piccola startup come siamo stati noi con Portale Sardegna può essere un'occasione per dare in outsourcing l'innovazione e sviluppare insieme nuovi progetti, così come abbiamo fatto con diverse iniziative che abbiamo lanciato insieme. Raccontaci qual è l'aspetto di cui sei più orgoglioso di questi Sardinia Local Point e di tutto ciò che si muove intorno ai nuovi progetti. Beh, sicuramente il fatto di aver conciliato quelle che erano i nostri sogni, le nostre ambizioni e la nostra vision con quella che era la vision di una società un po' più importante come Portale Sardegna, quindi una Sardegna che valorizza il proprio territorio, che valorizza le autenticità dei singoli territori. Sono orgogliosissimo di quelli che sono i nostri 30 local expert in Sardegna, che sono degli ambasciatori delle singole destinazioni nelle quali si trovano e che ogni giorno passano il loro tempo a fare quello che amano di più e quindi a valorizzare il territorio, creando sinergie tra quelli che sono gli operatori turistici locali e i prodotti gastronomici locali, così come anche le strutture extraalberghiere. Quali sono i primi risultati di questo esperimento? Beh, sicuramente è un progetto che è nato un anno fa, quindi è esploso in pochissimo tempo. Un risultato l'abbiamo visto anche con l'intervento di stamattina del dottor Apicella, che è la dimostrazione del fatto che siamo andati su quella che era la strada giusta. Quindi che quella che era la nostra visione è stata quella che poi è stata condivisa, appunto. Quindi qua c'è la lungimiranza prima di una società che ha visto in una startup la possibilità di crescere, poi la lungimiranza di un'altra società ancora più grande che ha nazionalizzato questo progetto e ha dato quindi la possibilità di crescere anche a livello commerciale a questa rete, che adesso è diventata di caratura nazionale. E questo è sicuramente un risultato grandissimo che non mi sarei mai aspettato, devo dire, se penso ai primi giorni in cui con Massimiliano pensavamo a questo progetto. Beh, è stato interessante anche aver creato un modello prima ancora del progetto, perché il progetto vi ha dato l'idea, poi l'avete portata a sistema e come modello lo potete replicare ovunque ormai. Altre regioni italiane, come già si sta facendo, ma in realtà non ha confini. Voi potreste arrivare a replicare questo modello in tanti altri contesti. Ecco, da questo punto di vista, nei vari dialoghi che abbiamo avuto, nelle diverse occasioni di condivisione, ci siamo resi conto che c'è tanto da fare e che servono anche delle professionalità. Diamo questo segnale, perché il turismo è anche fatto di quell'innovazione che porta a creare nuove imprese, startup come la tua che potrebbero essere complementari per questo progetto di sviluppo. Oggi che cosa consiglieresti ai tuoi coetanei per intraprendere questo percorso nel turismo, su quale professionalità si dovrebbero concentrare e poi qual è ancora quel servizio che manca, quali sono i gap che incontrate per poter crescere più velocemente? Beh, allora, anzitutto un consiglio che darei alle nuove startup è quello di formarsi.
il più possibile. Quindi noi abbiamo avuto la fortuna di fare questo percorso imprenditoriale negli Stati Uniti, che ci ha concesso che ci ha dato un pochettino quelli che erano gli strumenti necessari poi per interfacciarci al mercato, ma più che dare anche uno strumento alle start-up, lo darei, cioè un consiglio alle start-up lo darei anche alle altre società che operano nel panorama turistico, in questo caso sardo, ed è quello di ascoltare quelle che sono le richieste che fanno le start-up, coinvolgerle in dei progetti, perché come stavo dicendo prima, io sono fortemente convinto che i processi innovativi che nascono all'interno delle aziende possano essere strutturati a volte anche grazie a quelle che sono queste nuove start-up che portano nuove idee, nuova voglia di fare e danno la possibilità alle società quindi di creare innovazione, creare spazi di open innovation nei quali il confronto tra start-up e queste società possono creare nuovi progetti o anche implementare quelli che sono i progetti che portano avanti le società stesse. Lorenzo, io ho ancora una domanda, poi lascio spazio. Abbiamo tanti amici che sono collegati con noi, sono sicuro che una domanda ad uno startup brillante come te non potrà mancare. Ma io vorrei lasciarti agli altri, provando a ricordare alcuni passaggi fondamentali, perché l'abbiamo disegnato il progetto, ne abbiamo parlato, si è parlato tutta la mattina dei local expert e di questo nuovo tassello per il sistema turistico. Però c'è stata forse una fase, quella in cui, su cui tu sei passato velocemente, la contaminazione con Massimiliano, quella trasformazione dell'idea, le lunghe chiacchierate, prima ancora della fase di Milano, le lunghe chiacchierate in Sardegna. Ecco, quella fase secondo me è stata la fase critica ma cruciale anche del progetto. La chiacchierata, l'idea, passare all'operatività. Daci qualche dettaglio, perché quell'operatività non è stata né scontata né tantomeno semplice. Ci siete arrivati, ma con un confronto anche duro delle volte. Daci qualche particolare. Assolutamente. Ora, devo dire che, cioè, devo ringraziare davvero tanto Massimiliano, perché ammetto che anche provando a mettermi nei suoi panni, non sia facile a volte, diciamo, credere così tanto in una nuova startup. Lui ha avuto la lungimiranza di darci anche molta responsabilità a livello gestionale in questo progetto, ha creduto tantissimo in noi e questo non possiamo fare altro che riconoscerlo. È stata sicuramente l'elemento che ci ha consentito un pochettino di lavorare sempre meglio su questo progetto in particolare, che è quello dei Portale Sardegna Point. Ma poi questa contaminazione che si è creata tra noi è diventata il seme che ha fatto nascere poi anche una serie di altri progetti, ed è da questo seme che poi che sono nati appunto ad esempio anche da poco sia il progetto Welcome to Italy, ovviamente, del quale possiamo far parte in maniera orgogliosa anche insieme a Portale Sardegna, ma anche nuovi progetti che stiamo sviluppando anche con la conoscenza di startup terze come CC Life. Abbiamo creato un altro progetto di Open Innovation, sempre legato al progetto Welcome to Italy, che prende il nome di Purista, e quindi da innovazione nasce innovazione e si creano, insomma, questi presupposti per il successo, secondo me. Quindi quelle lunghe chiacchierate con un sardo duro e puro come Massimiliano sono state più che produttive. Sono state produttive, sono state produttive. Grazie Lorenzo, Massimiliano, a te la parola. Grazie a te Antonio. Ma allora, chiacchierate in un contesto milanese adrenalinico, perché Lorenzo insomma lavorava nei nostri uffici di Milano, come racconto, e devo dire che ragazzi che sono in grado di intercettare e di declinare in progettualità delle semplici idee non è facile trovare, quindi lui comunque ha delle qualità oggettive che difficilmente ho riscontrato in altre risorse, soprattutto così giovani, perché Lorenzo, ricordiamoci, ha adesso 26 anni, l'anno scorso ne aveva 25. Detto questo, non ti montare la testa perché devi ancora fare tutto, per cui ancora devi zappare e devi semplicemente continuare così, continuare a mettersi in discussione ogni santo giorno, perché insomma persone come queste dobbiamo anche seguirle e stare attenti, perché sono una risorsa per il nostro territorio, per la nostra società, un esempio da seguire, persone che si mettono in gioco in questo modo. Ecco, devo dire che nel momento in cui io alla sua età ho deciso
di lasciare un posto importante nel mondo della finanza, molta gente non ha capito la scelta che ho fatto, cioè l'importanza di una scelta così drastica e così rischiosa. Forse anche per questo che ho capito bene la qualità di questo ragazzo e di tutti degli altri ragazzi che gli stanno intorno, che lo sostengono. Ho voluto decidere di dargli questo spazio, uno perché se lo merita, ma anche perché il Meet Forum è anche formazione e informazione, e l'esempio di Lorenzo è assolutamente un esempio che merita la platea del Meet Forum, e di questo ovviamente mi prendo anch'io la mia parte di orgoglio. Quindi gli faccio l'ultima domanda al volissimo, Lorenzo, perché c'hai proprio 30 secondi anche tu per rispondere. Il momento più bello e il momento più difficile? Il momento più bello in merito al progetto Portale Segna Point o al nostro progetto, al nostro In percorso generale, imprenditoriale? sì, in generale in questi anni, dice in quest'anno, dai, in La quest'anno e conoscenza con mezzo di... Massimiliano, Lorenzo. Il momento più difficile è la conoscenza con Massimiliano. No, sicuramente uno dei momenti più belli è stato quello dell'apertura del primo portale Sardegna Point, perché, ad Alghero, perché vedere realizzare quello che hai immaginato nella tua testa e che hai visto crescere a livello di progettualità e poi vederlo nel concreto è stato davvero un bellissimo momento. Momento più difficile, ma purtroppo ce ne sono stati alcuni, ovviamente, perché siamo una startup che è nata sul turismo nel periodo Covid, quindi non è stato tutto rose e fiori, però siamo sempre stati molto ottimisti e abbiamo sempre guardato verso quello che era lo sviluppo futuro, e quindi non me ne sento di individuarne uno in particolare. Grazie Lori, in bocca al lupo, buona fortuna e complimenti.